buonasera a tutti, benvenuti, ben trovati, ben anche ritrovati. La seconda giornata del Festival Internazionale dell'Archeologia, l'Isola dei Giganti. Ieri la prima serata ha avuto un grande successo, un bellissimo talk sul palco e continueremo così fino al 2 luglio. Voglio fare un applauso alla Fondazione Monteprama, che se lo merita perché ha organizzato davvero un festival bellissimo. E allora continueremo, come dicevo, con incontri, con riflessioni, ricerche, si dibatterà sull'archeologia, sul nostro grandissimo patrimonio culturale archeologico della nostra meravigliosa isola. Oggi ci troviamo a Cabras, di fronte al museo civico. Avremo tra pochissimo uno spettacolo molto molto bello, un talk spettacolo, possiamo definirlo in questo modo. Prima però voglio chiamare sul palco il presidente della Fondazione Monteprama, Anthony Muroni. Un bel applauso per lui. Grazie Valentina, buonasera a tutti. Complimenti davvero meritatissimi, perché ieri è stata una prima serata molto partecipata, molto bella e interessante da ascoltare. Abbiamo avuto personaggi illustri del mondo della filosofia, della matematica, della ricerca, dell'archeologia. È stato veramente molto preziosa per tutti noi. Complimenti davvero. Grazie e complimenti a voi, a tutte le persone che stanno lavorando per la riuscita di questa seconda edizione del nostro festival. Il presidente è senza cuore e cattivo per definizione, però devo dire che sono particolarmente emozionato. Ero emozionato ieri sera a Santa Cristina di Paleolatino, ma sono davvero emozionato stasera qui a Cabras, nella nostra casa, la casa dei Cabraresi, la casa dei Giganti di Monteprama, la casa della Fondazione che è al servizio dei Cabraresi e dei Giganti di Monteprama. Sono emozionato anche perché prima mi sono affacciato e ho visto i disegni che ornano la nuova casa dei Giganti realizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Ministero e con la Regione, e mi emoziono ogni volta quando vedo che ogni tassello si aggiunge a un percorso che è iniziato tanti anni fa, 50 anni fa, la scoperta del complesso statuario di Monteprama e poi l'impegno delle varie generazioni di cabraresi, delle varie amministrazioni che si sono succedute per valorizzare questo grandissimo patrimonio che voi avete, che tutti noi abbiamo, che tutti i sardi considerano una grandissima ricchezza legata a un'identità sempre più condivisa. Devo dire che al pensare di realizzare qua questa serata inaugurale, diciamo che abbiamo vissuto due diverse sensazioni. La prima è quella legata a fare il punto, a dire ecco, siamo arrivati alla stagione estiva cercando di coronare tutto un lavoro che varie mani, varie menti stanno portando avanti a ogni livello istituzionale. E dall'altra considerare questo non un punto d'arrivo, ma un punto intermedio e anzi di partenza o ripartenza. Ieri il sindaco di Cabras, nel suo saluto alle persone che erano con noi a Santa Cristina, ha ribadito che appunto la scelta di far nascere questa fondazione è legata proprio alla volontà di gestire al meglio questo patrimonio, ma di farlo sentire cosa viva per i cabraresi e per i sardi. È una sfida naturalmente difficilissima perché ci sono tante questioni burocratiche, amministrative, di vari interessi, anche di condizionamenti che sono anche legittimi e giusti da parte di chi guarda da lontano a un'esperienza nuova e che ha cercato anche di fare cose un po' fuori dagli schemi. Questo festival, grazie al suo direttore scientifico, grazie a tutta la sua squadra, voglio anche qui salutare Giorgio Murro e Nicola Castangia, che insieme a tutte le altre persone che lavorano sono la vera anima di iniziative come questa, ma non solo questa. Gran parte di quelle che abbiamo fatto nel corso dell'anno in giro per la Sardegna, per l'Italia e per l'Europa hanno avuto il loro importante apporto. Dicevo, abbiamo pensato a un qualcosa che potesse uscire dagli schemi e che fosse all'interno della valorizzazione del patrimonio archeologico, all'interno di una proposta culturale che sarà variegata da qui al prossimo 9 luglio. Questo è il Festival Internazionale dell'Archeologia, ma la settimana prossima ci sarà l'Archeo Film Festival e poi il Festival della Letteratura legata
anche questa non solo all'archeologia, ma soprattutto legata alla voglia di far vivere ai nostri ospiti tutti i luoghi belli di questa cittadina. Dunque la settimana prossima saremo a San Salvatore, è un luogo evocativo, è un luogo che nelle intenzioni dell'amministrazione, nelle intenzioni della fondazione, nelle intenzioni di tutti, anche quello deve poter essere vissuto dalla comunità locale e da tutti i sardi come un qualcosa di patrimonio condiviso, tutto legato alla nostra identità. Chiudo dicendo, oggi osserverete o sentirete o vedrete un altro esperimento, un qualcosa di non scontato e non banale, ma che con l'archeologia e con la divulgazione culturale, vedrete, c'entra tantissimo. C'è però una volontà politica alla base delle scelte che abbiamo fatto nel programma di stasera. C'è naturalmente la voglia di raccontare un luogo fantastico come Tarros, che per diversi secoli è stata una capitale nel Mediterraneo. C'è la volontà di valorizzare diverse arti e diverse capacità comunicative che sono messe al servizio di tutti noi, che ci riconnettono con la bellezza e anche con la poesia, pur essendo prosa quella che sentiremo stasera. Ci sono grandi interpreti, c'è la lingua della nostra Repubblica, ma c'è anche la lingua dei sardi, che in un certo senso si occupa anche di tramandare la nostra identità, la nostra cultura e il nostro patrimonio comune, che è volentieri messo a disposizione di tutti gli ospiti, di tutti i visitatori che noi consideriamo parte viva della nostra Sardegna e anche della nostra opera di promozione culturale. Buon divertimento e buona serata. Grazie al presidente della Fondazione Monteprema Anthony Muroni, che ci ha anticipato insomma che ci saranno tanti altri eventi importanti sempre legati all'archeologia. Allora adesso diamo il benvenuto al padrone di casa, al sindaco di Cabras, Andrea Abis, con un bel applauso così, esattamente. Buonasera, ben trovato. Allora un po' l'assist ce l'ha fornito Anthony Muroni. Cosa significa per voi avere questo importante festival a Cabras, ospitarlo? Che sfida è? Sì, la parola è giusta, è la sfida di fare cultura, io la chiamerei missione cultura. Questo penso, l'ho un po' anticipato ieri, è un obiettivo importantissimo, quasi costituzionale per la Fondazione. Fare cultura non significa inaridirsi rispetto a una semplice promozione che poi deve avere un ritorno turistico. Questo può essere una legittima conseguenza che valorizza, ma mette in un'equazione matematica quello che poi è invece lo spirito vero, l'obiettivo vero, che è quello di mettere insieme una serie di misure, di azioni che possano farci avanzare rispetto a una programmazione della cultura viva, della cultura che genera cultura. Siamo qui, siamo in tanti, siete in tanti presenti, e si tratta per me di un momento di particolare gratificazione perché si tratta di un festival, quindi non stiamo inaugurando strutture, ma stiamo raccontando e raccontandoci. Noi abbiamo davanti grandi sfide in questi prossimi mesi e anni. Dobbiamo mettere insieme una serie di opere, la prima della quale certamente è questa qui a lato, che ospiterà davvero, credo, l'emblema assoluto, che è anche un segno di enorme riconoscimento di questa comunità, l'intero complesso statuario. Credo che sia un risultato di grande valenza scientifica e quindi ancora di più abbiamo questo anelito, questa diciamo così, sfida che vogliamo cogliere, che vogliamo realizzare entro l'anno. Io ringrazio la Fondazione, ringrazio il Presidente per per l'organizzazione di questo grande programma, ringrazio la Fondazione anche in tutta la sua architettura, i collaboratori, insomma tutti quelli che hanno lavorato per realizzare, portare a casa questo avvio e questo momento molto importante.
Grazie ad Andrea Abis, grazie al sindaco di Cabras e complimenti davvero insomma, per le iniziative che state portando avanti, e poi abbiamo saputo ieri che ci saranno anche gli scavi al sito archeologico che ripartiranno, quindi questa è una grandissima notizia davvero. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. E allora entriamo nel vivo dello spettacolo, del talk e spettacolo per l'appunto. Il titolo di questa serata è Tarros, 3000 anni di storie, racconti, miti e leggende. Però io voglio chiamare qui il nostro Giorgio Murru e lo accogliamo con un applauso. Giorgio Murru, naturalmente direttore scientifico del festival. Vieni qui accanto a me. Grazie a tutti per essere qui. Grazie a te. Allora, cosa ci hai preparato? Perché io vedo due grandi attori, un professore archeologo, quindi cosa ci combinerai? Beh, è il mix, così come racconta il titolo, Tarros, 3000 anni di storie, di miti, leggende, perché Tarros è una fucina, è un laboratorio continuo di ricerca e di conseguenza gli studiosi, gli archeologi lì si incontrano, lì portano avanti, arricchiscono l'archivio delle conoscenze di questo luogo straordinario, però è anche vero che Tarros è ammantata da tutta una serie di storie che dall'Ottocento in poi, insomma, hanno creato il mito di Tarros. E il mito di Tarros è ciò che a me oggi piacerà provare a raccontare, a far raccontare, non slegandolo mai da quelli che sono invece i percorsi rigorosi, scientifici. Non è un caso, insomma, che al mio fianco ci sia un accademico. Non solo un accademico, ma ci sono anche degli attori. Ecco, allora facciamo così, io ti lascio solo, così moderi e conduci sia il talk, ma anche, insomma, vedremo e godremo dello spettacolo. Ti lascio con i tuoi ospiti. Facciamo così. Grazie. A più tardi. Sì, entriamo nel vivo di questa serata. L'aspetto scientifico di questa serata io l'ho voluta dedicare intanto ad un grandissimo studioso, uno studioso di fama internazionale, uno studioso che ha dato tanto a questo territorio, che ha dato tanto alla Sardegna e soprattutto però, questo mi vanto di poterlo dire, un amico col quale ho voluto condividere questo percorso. Ho tracciato con lui il titolo di questa serata, lui stesso mi ha caldeggiato l'idea e quindi di portare avanti un qualcosa di diverso. Di Tarros si è detto tanto in tutte le sedi istituzionali, scientifiche possibili, però io voglio che si racconti qui un'altra storia e ho chiamato il professor Raimondo Zucca. E con lui ho deciso di portare avanti questa idea, questa narrazione. Ma per farla lui ha fatto una ricerca importante, abbiamo valutato insieme il percorso, abbiamo studiato dei testi, lui ha suggerito quali potevano essere quelli più evocativi, quelli più profondi, quelli che potevano veramente raggiungere tutti, indistintamente. E per farlo, chiaramente, una volta scelti i testi, abbiamo provato a immaginare chi poteva raccontare tutta questa storia, chi doveva di fatto trasferire tutta questa ricerca e renderla, tra virgolette, spettacolo. E allora l'idea è caduta su due grandi professionisti, due grandi attori, due grandi nomi dello spettacolo, del teatro, della musica anche in qualche caso e soprattutto di tutto ciò che è la narrazione. Abbiamo chiamato quindi un attore di fama anche questa internazionale, non solo un attore, è un autore, è un cantante, è un personaggio di altissimo spessore culturale, non poteva che essere così. Abbiamo chiamato Beppe Servillo. Grazie Peppe. Ma come ha anticipato il presidente Muroni, il linguaggio, le parole, i messaggi detti nella lingua ufficiale, in italiano, perché i testi in italiano sono scritti,
suonano in maniera diversa quando sentiamo la nostra lingua madre. E quindi per fare questo c'è stata un'operazione importante, c'è stata la traduzione dei testi e c'è stata quindi la volontà di scegliere chi doveva leggere questi testi. La traduzione le ha fatte un'amica carissima che ci accompagna e ci ha accompagnato anche lo scorso anno, Anna Cristina, che voglio qui si alzi e così la vedono tutti. L'interprete Elia Careggio, voce storica di tante opere teatrali presentate ormai in diversi lustri in Sardegna. Bene, diamo luogo a questa serata, iniziamola così. Gli scrittori greci e latini non ci hanno tramandato alcun mito sulla fondazione di Tarros. Al contrario di Carales, fondata da Aristeo, e di Nora, costituita da Norace, Tarros risultava priva di origini divine o almeno eroiche. A metà del Cinquecento le poche fonti antiche relative alla Sardegna erano state passate in rassegna da storici e geografi, ma la città di Tarros restava desolatamente muta. Os escritores grecos e latinos nos han lasciato una varia storia a pizzo dessa nazione di Tarros. Come attivato invece per Carles, nasce l'opera di Aristeo, o per Nora, fondata da Norace. Tarros paria da che non ci vessano origini divine, o assumancu, per merito dei eroi. Faccio da sa metà de su 500, i pagus fontes che gestionante de Sardegna furiente stetias, sedazzadas dai geografus e istoricus, ma Tarros seguia da varrai con tristura manna, muda. Professor Zucca, queste sono parole sue. Lei le ha pubblicate su Tarros nel 1984 ed entriamo in quella che è sasterridura di questa serata. Evocativamente, per Raimondo Zucca, per Momo Zucca, che cos'è Tarros in breve? Tarros è il primo amore dell'archeologia. Io capitai a Tarros perché era la città antica che si osservava da Oristano, in quanto inconfondibili erano la gobba del colle sormontato dalla torre di San Giovanni e l'altro altopiano in cui si distingueva nella notte la luce intermittente del faro. Un legame perciò con la città di Tarros ab origine. Un legame che diviene concreto nell'agosto del 1966, quando aveva ancora 11 anni, quando per la prima volta arrivai a Tarros. Allora, Tarros è una delle tante città della Sardegna antica, non è la più importante, non è la più popolata, ma per chi vive in queste plaghe, per chi dal Rialto di San Martino a Oristano, coronato dai pini marittimi, appare magicamente la collina
di Torre di San Giovanni, l'Istmo e poi il lungo promontorio di San Marco. Quella era Tarros, una meta agognata. Prego. La più antica menzione degli ori di Tarros è contenuta in un documento dell'Archivio di Stato di Cagliari, risalente al 1481, che tratta il divieto di scavi dei cosiddetti tombaroli nella necropoli di Tarros, alla ricerca di tesori, monete e gioielli d'oro. Splendidi sepolcri con iscrizioni marmoree, in uno dei quali si è rinvenuto un paio di speroni d'oro. Un contadino vi ha scoperto un anello d'oro tanto prezioso che i nobili oristanesi arrivarono a spendere per esso 40 dobloni d'oro. Tarros iniziava così a rappresentare per gli oristanesi il punto di riferimento archeologico preferito. Is oros de Tarros funt istetius cerimoniaus vos primo volta in un papiri des archivio de Stato de Castello del su 1481, fatto per proibire gli scavos in sa necropoli de Tarros. I scavos che viant a buscare scrugiojos, monedas o prendas de oro, tumbas de bellesa rara, con iscritas in marmori. E in una di gustas doveva cattare una variga di spronis de oro. Un massaio doveva cattare vinzas un anello de oro. Aici de grandi valori che donnus de oristani furiant arribaus a spendi per ottenni 40 dinaris de oro. Aici Tarros ia cominciau a essere pois aristanesus su punto di riferimento archeologico di preferenza. Boh, paradossalmente Tarros inizia ad essere conosciuta a livello territoriale, a livello sardo, ma non solo a livello sardo, poi vedremo quale sarà la fama degli ori di Tarros, proprio attraverso la sua necropoli o lo sfruttamento straordinario, intensivo, violento di questa parte importante dell'insediamento di Tarros, di cui ancora non si fa menzione della presenza di una città. Qui abbiamo ascoltato due storie, una di un documento dell'Archivio di Stato di Cagliari preteso del 1481, l'altro la cronaca di un rinvenimento allora recente di orerie nella necropoli di Tarros, contenuta in una digressiuncula de urbe Tarro, una sorta di breve diserzione dall'argomento principale del libro che un religioso, il padre Salvatore Vidal, scrisse nel 1641 pubblicandolo in Firenze. Clipeus aureus, anche qui d'oro, eccellenti e calaritane. Era la stagione delle insane guerre tra il capo di sotto e il capo di sopra, e quelli di Sassari sostenevano di avere una maggiore gloria perché la città che aveva dato la nascita alla loro patria, la colonia Iulia Turris Libisonis, fondata da Giulio Cesare nel 46 avanti Cristo, era appunto colonia e non era uno sperduto municipio, sempre Giulio, cioè voluto da Giulio Cesare, come era Carales. E in questa guerra
tra capo di sotto e capo di sopra. Entravano anche le scoperte delle reliquie dei martiri. Più martiri si avevano e più potevano vantare titoli di primazia, come l'arcivescovo di Sassari a fronte dell'arcivescovo di Cagliari. Unione Sarda e la Nuova Sardegna. Al termine dell'Ottocento 2 fogli quotidiani dovevano indicare la volontà di una nuova Sardegna e di una unione dei sardi, tant'è vero che ancora oggi cercherete difficilmente l'Unione Sarda a Sassari e la Nuova Sardegna a Cagliari, niente cambiato dai malfattori del 1600, ma a noi interessa ricordare che lo scavo a Tarros fatto da quel contadino fu fruttuoso e gli oristanesi, ebbri della loro sete d'oro, poterono disputare a suon di dobloni questo tesoro. E tuttavia il documento del 1481 con la proibizione degli scavi nella necropoli di Tarros è un falso introdotto nelle carte dell'Archivio di Stato di Cagliari da parte probabilmente di una di quelle losche figure che crearono le false carte d'Arborea. Bene, prego. Tarros, oimè, che dolore smisurato, o misera mia patria. Tu sei la terza città che ha ricevuto molti danneggiamenti e distruzioni da parte dei Vandali. La città ha opposto una fiera resistenza ai Vandali, riuscendo a sconfiggerli. Oimè, la città più bella e doviziosa fu fondata dalla inclita Tarra, sposa di Nova, la donna più ricca in denari, bestiame e terre fra tutti i Fenici e gli Egizi, che non avevano voluto sottomettersi al re Iolao e che in un primo momento abitarono in grotte e capanne nel Sinis e nel luogo di Nuraki. Successivamente, dopo 7 anni dall'inizio del dominio di Iolao, costituirono la città di Tarros, abitandola con la popolazione stanziata nel luogo di Nuraki. Dov'è la tua gloria, o città di Tarros? Del bel giorno del pellegrinaggio al tempio del Sardus Pater e al fastoso palazzo del promontorio delle Frasche. Tarros, oiamo mia, ita dolori laccanau, oh patria miserina, tu isesi, sa de 3 cittadi si attentu dannu mannu, e de roccadura sa pomori dei Vandalus. Cittadi che parau fronti, aguantau con fieresa, renescendo du sbinci. O Deu, sa città di prus bella e beniposta, concordata, ricca, fundata da Tarra gloriosa, sa sposa dei Nova, sa femmina prusa ricca de dinari, bestiamini, e terra, si introdottus Fenicius e Egizius, che non si vuriant a bofius arrendi, a so re Iolao. In priminzius viviant in isgruttas e in barraccas de Susinis, in sul luogo de Nuraki. Infatti, fu comenzato dai 7 anni sul regno de Iolao. Gli andavato a Tarros, andando i doi a vivi con sa gente che vuria da in Nuraki. E noi esti, sa gloria tua, o cittadi de Tarros, dai sa bella dide su pellegrinaggio su tempio de su Sardus Pater, e a su palazzo bello e a ricco voras de contu, de si spuntoni de Capufrasca. Momo, abbiamo introdotto il concetto dei falsi, cioè in un certo momento della nostra storia i sardi, che tra l'altro facevano parte di una classe agiatissima, ma soprattutto
anche di studiosi, anzi occupavano dei ruoli importantissimi nelle istituzioni che avrebbero dovuto tutelare quella che è il fondamento, no? Della storia dei documenti e della storia dei sardi, scrivono e sentono il bisogno di scrivere una storia dei sardi e, toccando l'argomento Tarros, cominciano a descriverla in questo modo, in un modo straordinariamente fantastico, oseremmo dire, ma questo forse era un bisogno. Le carte d'Arborea e le pergamene d'Arborea e i fogli cartacei d'Arborea sarebbero stati trovati nella città di Oristano, nella piazza della Maioria, di fronte al palazzo dei giudici d'Arborea, di fronte al castello dominato dalla torre di San Filippo, e sarebbero stati rinvenuti dentro un cofano celato nel convento di San Giovanni Evangelista, dove esistette nell'Ottocento il liceo ginnasio dedicato al canonico Salvatorangelo De Castro, anch'egli implicato nell'affaire delle carte d'Arborea. Niente di tutto ciò in Cagliari, che un abile archivista dell'Archivio di Stato di Cagliari, strappando le carte, in alcuni casi le pergamene che costituivano le coperte di registri dei secoli dell'età di mezzo, ottenne il materiale su cui scrivere delle storie bellissime, storie di un destino della Sardegna che neppure il più grande dei sardo-fantarcheologi oggi presenti in Sardegna ha mai immaginato. A questa fantasia bisogna rendere onore, nonostante le cadute sul piano storico, sul piano filologico da parte di questi autori. Ma come vedete, mancando negli autori antichi la velleità di individuare il nome d'un dio, come Norax, fondatore di Nora, o come Aristeo, fondatore di Cagliari, ecco che si inventa, con un procedimento che è già antico, il nome di una donna, Tarra, non di un uomo, un eroe, un dio, una donna, Tarra, che dà il proprio nome alla città di Tarros, sposata in ova, ricchissima di bestiame, di danaro, eccetera. E questo al tempo di Iolao. Iolao era lo scudiero di Eraclesse. Dunque lo possiamo inquadrare nell'età del bronzo mitica. E invece cosa incontriamo? Incontriamo Sardus Pater, che venne dalla Libia, dalla Africa settentrionale. E a lui fu dedicato un tempio. Il tempio, dicono i falsari delle carte d'Arborea, si trova o si trovava davanti a Tarro, sul capo della frasca. Tant'è vero che un grande archeologo che ha speso il suo nome per far risorgere l'antica città di Tarros nella scienza, Giovanni Spano, canonico della Chiesa cagliaritana, nel 1858, nel bel maggio, raggiunse le sponde del Golfo di Oristano, dove si erge il promontorio della frasca a sud di Tarros, e fece dei brevi scavi e trovò un grande edificio. Ecco il tempio di Sardus Pater. Ma perché? Perché le carte d'Arborea, non solo in questo testo che compiange le distruzioni dei Vandali, ma anche in un documento che sarebbe stato più antico,
il ritmo di Gialetto, scritto dal saggio de Lettone. Si indica con precisione la posizione del tempio di Sardus Pater. Fole, 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 ma belle. Ed ecco, anche Tarros può vantare la sua eroina, antesignana di Eleonora d'Arborea. Non è un caso che i falsari scelgano un'eroina femminile come fondatrice di Tarros. Aresta o Arista o anche Aristana era figliola del giudice Operto ed era fulgida di bellezza e di ogni scienza esistente in Tarros. E la detta Aristana aveva fatto iniziare le muraglie della città di Aristani, chiamata così in suo onore, ma la città non fu terminata né in sua vita né durante l'esistenza di suo fratello Gunale, né nel tempo dei suoi successori. Per primo entrò nella nuova città di Aristani Onroco, giudice d'Arborea, con tutto il popolo di Tarro, e si recarono in Aristani con l'episcopo Teoto, uomo che fu di grande bontà, di onorata fama e di rilevante scienza. Aresta o Arista, o Vinzasa Aristana. Furia sa villa de su giugio aperto e l'uscita de bellese de dognatere e scienza che esisteva in Tarros. E proprio issa Aristani gli ha fatto cominciare in murallas de sa città di Aristani. Seria da ici non orisu, ma non diventa accabata quando issa ha avuto ancora via, ni quando s'ha gattata sopra di Gunali, e ni manca ancora su tempus de sa discendenza sua. Su chi fu entrato primo in sa città di Aristani, fu distetto un rocco giugi de Arbarè, con tutto il suo popolo de Tarro, e fu riantandato con su viscamu, Monsignore Teotto, uomini de coro buono, famavo onori e dei scienzi a nodia. Sono fantastiche queste frasi, intanto perché introducono un altro argomento. Non si può parlare di Tarros o limitare l'argomento a Tarros se non si introduce quello che poi fondamentalmente, storicamente, è stata la sua prosecuzione, la sua continuità, quasi la fondazione di una nuova città fosse stata benedetta, necessaria, per fare in modo che la stessa Tarros diventasse di fatto immortale. Possiamo leggerlo così, questo passaggio? Sì. Gianfrancesco Fara, vescovo di Bosa, che nel 1580 scrive il suo De Rebus Sardois e si occupa del giudice Onroco, giudice storico che lascia Tarros con quasi tutto il popolo di Tarros e col suo vescovo non nominato da Gianfrancesco Fara. Se voi entrate nel salone dell'episcopio di Oristano, accolti dall'arcivescovo, il padre Roberto, vedrete la sequenza dei ritratti di ricostruzione degli arcivescovi d'Arborea e il primo di questi, rivestito del pallio, insegna dei presuli dotati di metropolia, vale a dire dei vescovi che giungono al rango di arcivescovi poiché governano una provincia ecclesiastica. E come si chiama nella didascalia di questo come di tutti gli altri quadri? Teotto. Le carte d'Arborea hanno mietuto anche nella sede dell'arcivescovado di Oristano. Teotto non esiste. Teotto non esiste. Non è un nome, peraltro, bizantino. E tuttavia, qui dobbiamo ricordare come non solo Tarra sarebbe stata, secondo i falsari delle carte d'Arborea, la madre di Tarros, ma anche
Aristana, la madre di Oristano. Poi questa storia di Aristana diventa una storia faustiana con l'intervento del diavolo, la firma ed è il Fausto di Goethe, di una pergamena con la quale il giudice, chiamato Operto ma anche Zoneto, cede la sua anima al diavolo per avere l'amore della principessa mora Zulema, di ascendenze di Miguel de Cervantes, del suo Don Chisciotte. Ebbene, questa è la storia di Aristana, battezzata cristiana, avendo potuto sposare il giudice di Tarros e costruire, con l'aiuto del diavolo, cui si attribuisce anche il ponte sul Tirso verso Oristano, con l'aiuto del diavolo la città dove perenne uno stagno dalle acque dorate, esisteva. Fole, leggende e falsificazioni. Minimo un applauso. Minimo un applauso. Invito la regia, e vi voglio riportare a Tarros, a riproporre un filmato datato 1958, Momo, giusto? 23 luglio 1958. Benissimo, guardiamocelo insieme. Dell'Istituto Luce. Sì, è un filmato dell'Istituto Luce Settimanale. e vediamo come in quel momento viene raccontata Tarros. Il sovrintendente alle antichità della Sardegna, professor Pesce, visita la zona degli scavi di Tarros, da lui propugnati e finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno. La terra di Sardegna ha restituito all'arte e alla cultura un altro dei suoi tesori archeologici sommersi da secoli di oblio. Qui all'estremo limite settentrionale del Golfo di Oristano, quella magnifica stirpe di navigatori che furono i Fenici, fondò una colonia che venne chiamata Sur. I Greci poi l'avrebbero ribattezzata Tarros. Sur fiorì rapidamente. Nel VI secolo a.C. era uno dei porti più attivi del Mediterraneo. Conquistata dai cartaginesi e assunto definitivamente il nome di Tarros, la città conobbe altri secoli di industria e splendore. Ai cartaginesi si sostituirono i romani. Come in un libro aperto, gli oggetti e i ruderi che ritornano alla luce ci parlano delle varie dominazioni. Su questo mattone il marchio di fabbrica di un fornaciaio romano. Lenta la decadenza di Tarros. Solo nel 1070 gli ultimi abitanti l'abbandonarono. Poi, per 8 secoli, qui fu il silenzio. Cosa ti suggerisce questa immagine? Perché io so che questo filmato ti è molto caro, me l'hai quasi raccomandato ed è giusto però averlo presentato perché fondamentalmente apre uno squarcio su quella che è stata invece l'indagine archeologica a Tarros e quindi di conseguenza, ok, abbiamo parlato di un'attività clandestina, abbiamo ripreso tutta una partita di falsari, di narrazioni, di racconti, ci torniamo subito dopo, ma di fatto questo filmato cosa rappresenta per la ricerca archeologica a Tarros? L'archivio dell'Istituto Luce è uno degli archivi straordinari audiovisivi della Italia. La voce robusta eredità dell'EIAR continua negli anni 50 a segnalare tutto. In quella settimana Incom c'è spazio per lo Shah di Persia, per una riunione di pubblicitari statunitensi a Roma, per una Miss Universo, no, una che aspirava a divenire Miss Universo e non ci riuscì e che lasciava l'aeroporto di Ciampino, siamo 2 anni prima delle Olimpiadi del 60 e dunque del Leonardo da Vinci,
che era di là da venire. E però qui c'è spazio per la Sardegna e c'è spazio per una ricerca voluta prepotentemente dal professore Gennaro Pesce, che vediamo qui, 23 luglio, con un caldo spaventoso. Lo vediamo qui con il suo casco coloniale. Egli ha lavorato per la salvezza delle antichità di una colonia d'Italia, la colonia della Libia, comprendente la Tripolitania più prossima alla Tunisia e la più lontana Cirenaica. E quello era il casco, non solo dei militari, ma era il casco anche degli archeologi. E qui ritorna in Tarros. Gennaro Pesce affonda il piccone, così dice lui nella sua guida di Tarros del 66, in Tarros il 18 giugno 1956. Qui sono passati appena 2 anni ed un mese. La città sta risorgendo, dall'acquedotto suburbano ai mosaici, alle strade lastricate, ai grandi condotti fognari, e poi intravediamo il compitum, la piazzetta formata dal congiungersi di diverse strade. La storia dell'archeologia urbana di Tarros nasce il 18 giugno del 1956 e quello che abbiamo visto è un testimone fedele, ma quante intelligenze hanno svolto il loro ruolo a Tarros, a partire da Ferruccio Barrecca, l'indimenticato soprintendente e successore di Gennaro Pesce, per continuare con Sabattino Moscati e tutta la sua scuola. Moscati puntò su Tarros, sul Toffete di Tarros, anche con i suoi allievi, in particolare Enrico Acquaro, ma ci furono anche gli allievi del professor Barrecca come Gianni Tore, e poi ancora come Carla Del Vais, allieva di Gianni Tore. Quante intelligenze, ora dell'Università di Bologna, ora della Università di Cincinnati, ma vorrei ricordare anche gli apporti oristanesi. Vorrei segnalare Peppetto Pau, che non è stato solo un poeta finissimo del Sinide di Tarros, ma anche colui che ha tenuto il museo dell'antiquario marborense di Oristano, nato come museo di Tarros per volontà di Doro Levi nel 1938. E poi ancora tutti coloro che hanno lavorato sul versante oristanese a Tarros. Ricordo anche che il Museo d'Oristano possiede un plastico di Tarros dovuto all'architetto Maura Falchi, la quale ha dedicato dei suoi studi sulla urbanistica di Tarros, prima con la tesi di laurea in architettura a Roma con Marconi, poi ancora in un libro. Ecco, per spirito campanilistico, anch'io sono di Oristano, mi piace ricordare questo apporto oristanese a un ricco itinerario di scienza internazionale a Tarros. Prego. Molti materiali degli scavi furiosi dei Cabraresi nell'aprile del 1851 nella necropoli meridionale di Tarros finirono nella collezione privata del presidente del Tribunale di Oristano, Francesco Spano. Di fatto, la cosa più interessante di Oristano è però il museo privato di antichità sarde del giudice, il più bizzarro, il più originale, il più galantuomo degli archeologi che io abbia mai conosciuto. Abita un vecchio castello che fu forse
casa della giudicessa Eleonora. Vive fra i suoi cammei preziosissimi, fra i suoi vetri di Tarros dai 1000 colori, fra le sue urne cinerarie. Una polvere secolare posa su quelle ricchezze e il Dio di quel tempo appena serba a se stesso un posticino, il più modesto della casa, e quando accende le sue candele per farvi ammirare i riflessi iridescenti dei suoi vetri di Tarros, i suoi occhi fiammeggiano fra quelle urne e quelle ragnatele come lampi di un uomo felice, ed egli toglie a sé gli agi della vita per lasciare una delle più splendide raccolte archeologiche che abbia l'Italia. Meda dessa cosa cattata con i scavus fattus impressi e duncas gettaus a pari fattus dei sclavarissus in su mese di aprile del 1851 in sa necropoli meridionali de Tarso ci diet accabata dopo questa cosa in sa collezione privata del suo presidente del suo tribunale di Aristanisi, Francesco Spano. Difatti se sa cosa pruso de importo di Aristanisi, questo museo privato di antichitadisi, su pruso stravanau, su pruso nodio, su pruso galantomini des archeologos che Deu ha mai conosciuto. Vividi in un castello antico che forse fu di status a domo de Eleonora giudicessa, in mezzo de scammeo suso de grandi valori, des imbirdis de Tarros, de milanta coloris, in mezzo des urnas a cineraria suas, uno bruini de seculus si stentant in pizzo de gussas ricchezas, e su Deus de gussus tempus ad izzu, allogata po issu un trettigeddu, su prus modestu de sa domo, e quando a lui di scandela suasa, posi vai a mirai storradas de luce a colori de cirche gelu in isimbir di sus de Tarroso, is ogus si diventica il lampo, in mezzo de cussas urnas e cussas nappas, lampus di un uomo ingosu, e issu si privada dei sasius de sa vita per lasciare una dei raccoltas archeologicas pruso dei spantu che s'Italia pozza tenni. Fantastico, stiamo entrando in un'altra dimensione. Sono gli scrittori, i viaggiatori, sono coloro che provano a raccontare i profili e paesaggi di una Sardegna come fa Mantegazza nel 1869. E allora la bellezza di queste immagini, queste suggestioni, questi colori iridescenti che Beppe Servillo e Lia Careddu ci hanno fatto vedere, ce li siamo immaginati queste luci, queste candele accese in questa casa, con tutto questo brillare iridescente. C'è bisogno di raccontare Tarros, Momo, e lo fanno i viaggiatori, coloro che arrivano in Sardegna e si innamorano di Tarros e si innamorano dei colori di Tarros. I viaggiatori di Sardegna sono un capitolo importante della storia di quest'isola non toccata dal Grand Tour. Il Grand Tour delle intelligenze iperboree, anglosassoni, francesi, si resta la Sicilia. Certo, il buon La Marmora, relegato in Sardegna per le sue intemperanze risorgimentali, non compie un vero e proprio tour, ma vuole rivelare la Sardegna all'Europa, stampando il voyage en Sardegna a Parigi e Torino. Ma gli altri no. Gli altri non giungono in Sardegna per questo gusto della formazione. E allora, che categorie incontriamo in questi viaggiatori di Sardegna? Beh, innanzitutto un parlamentare.
la stagione delle inchieste parlamentari sulla Sardegna è una stagione lunga che nell'Ottocento ebbe il suo risalto anche con Paolo Mantegazza, un finissimo intellettuale, deputato, e qui noi siamo prima dell'apertura del Parlamento in Roma, siamo ancora in Firenze, eppure si decide la inchiesta. Noi ne conosceremo tante di inchieste parlamentari, financo al tempo della seconda rinascita, con la inchiesta parlamentare Medici, i cui brillanti risultati ancora scontiamo nelle cattedrali del deserto della piana di Ottana e non solo, ma al di là di questo. C'era una relazione di minoranza su quella inchiesta parlamentare che presentava un avvenire di agroalimentare e un avvenire di boschi in Sardegna. Non fu votata. Ma non dobbiamo parlare di questo, queste sono argomentazioni, ahimè, politiche che qui non dobbiamo far rilucere. E però è interessante Mantegazza, come va a scoprire il tesoro del presidente del tribunale di Oristano, Francesco Spano. Abita un vecchio castello che fu forse casa della giudicessa Eleonora, vive fra i suoi camei preziosissimi. Alt. La giudicessa Eleonora è ricercata in tanti luoghi d'Oristano. Fortunatamente 2 anni or sono un brillante ricercatore oristanese, Gigi Piredda, è riuscito a dare un'identità a questo palazzo del giudice Spano. A vedere le carte della sua eredità, del suo lascito dei materiali archeologici, si trova questo castello, che in realtà non è tale, affiancato a muro di cinta del giudice Mariano II sul terminare del XIII secolo, e poteva bene apparire questo antro, atto solo a raccogliere un'infinita collezione, però la collezione del giudice Spano fu visitata da fior di parlamentari, e va bene. Uno, Quintino Sella, che lascia alcuni disegni di materiali di Francesco Spano nel suo taccuino, ma poi il vicepresidente dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica del Germanico in Roma, Wolfgang Helbig, in una delle sue tante pubblicazioni riguardante l'epos omerico, quello delle maschere d'oro di Micene, si ricorderà di una sua visita in questo castello del giudice Spano e di avere visto una maschera silenica, ora al Museo di Cagliari, che dalla etichetta del giudice Spano risultava essere stata posta sul viso del defunto, ridotto a un teschio nel momento della scoperta. Il dato è importantissimo e non è stato ancora rilevato. È importantissimo perché qui noi abbiamo l'unica testimonianza di una maschera non orrida, ma una maschera silenica utilizzata in un rito funerario. Ma volevo concludere questa notazione in un'altra maniera, perché qui si ricorda il Lord Vernon, il quinto Lord Vernon, che fu l'iniziatore della caccia al tesoro a Tarros. Ma egli era uno studioso di Dante, viveva a Firenze, dove aveva formato una seconda famiglia, oltre a quella inglese di Sudbury Hall, e
amava l'archeologia. Lo troviamo, lui sì, autore di un gran tour verso la Campania, Felice, verso la Sicilia, verso le isole greche, verso Troia, non ancora scoperta da Calvert e da Schliemann. Ebbene, il quinto Lord Vernon scava a Cuma dei tesori finiti al Ashmolean Museum di Oxford e anche al British Museum. Ma scava a Tarros nel 1851, troverà 14 tombe cartaginesi ricche d'ori, ricche di scarabei, ricche di materiali. Si sta ricostruendo faticosamente la vita di questo lord, non è ancora stata scritta una sua biografia e ci sono delle belle novità. Con i materiali di Tarros finiti a Toronto, finiti al Cabinet des Médailles di Parigi, finiti in un caso anche nel Museo di Cagliari. In un caso. Prego Peppe. La scogliera che discende bruscamente alla fine del promontorio è bucherellata dalle tombe dei coloni cartaginesi. Questa necropoli scavata in profondità era una volta una miniera d'oro e di pietre preziose, ma il moderno archeologo ha completato l'opera di spoliazione che i saraceni cominciarono 1.000.000 di anni fa. Il tempo e le tempeste hanno spaccato le rocce e fatto irruzione nel riposo dei principi, sabbia e polvere. Hanno mezzo ostruito i grandi sarcofagi che una volta racchiudevano braccialetti e collane, anelli e orecchini e i nastri d'oro che stringevano la fronte delle sacerdotesse di Baal. A Tarros il peso del passato diventa insopportabile. Sagostera, che dottunduna, ci scavi ossa da saccabu de sabunta e fatta dotto ai stampus. Funti stumbas des colonos cartaginesus. Questa necropoli scavata in profondidade, un tempus vuriada una miniera de oro e de gemmas. Ma s'archeologo moderno ha seguito ad aspollai come antavato i saracenus bruso manco 1000 annus a oi. Su tempus estemporadas antisperrau is arroccas e ci funti spundius in su vasio des principis. Arena e prunio, antimeso du pau i sarcofagos mannus, anca unu tempus doia da braccialis e cannacas, aneddus e orechinus, e nastrus de oro che vruniant a fronte dei sacerdotessas de Baal. In Tarros, su tempus passau, estaici grai di esseri malu a Baliai. Così racconta Crawford Fleet nella sua opera Sardegna del 1911. Chi è che quest'altro cronista, fotografo, lettore, interprete di quanto sta osservando a Tarros? Uno dei più grandi intellettuali della Sardegna, Francesco Alziator, allora, quando nei giornali esisteva la terza pagina, quella della cultura, sull'Unione Sarda del settembre 1970, pubblicò per la prima volta la traduzione dall'inglese all'italiano di diversi passi, tra cui questo e l'altro che seguirà su Tarros. La sua opera si intitola Mediterranean Mood, che significherebbe sensazioni mediterranee. È un amante dell'arte, è un amante del sole mediterraneo, dell'Andalusia in primo luogo, ma anche
delle isole Baleari, e queste sensazioni mediterranee che sono una chiave di lettura decadentista dei paesaggi e delle culture. Queste sensazioni mediterranee si riflettono soprattutto sulla Sardegna. Noi non abbiamo più bisogno delle Ghibli e dei Baedeker per conoscere i luoghi. Affidiamoci agli spiriti che sanno interpretare la luce che si spegne a Occidente. Una di queste voci è quella di Crawford Flitch. Aprite questo volume uscito nel 1911 a Londra e a New York in contemporanea, con delle bellissime immagini litografate dovute a Biasi, un Biasi giovane, un grande pittore della Sardegna. E cosa troverete sulla Sardegna? Troverete una visione di Cagliari, sul bastione di Saint-Rémy, dove la folla in estate attende la musica e il rinfresco de Simbattu, il vento che viene dal mare, che porta alla calura d'estate un ristoro. Troppe le chiese che lui vede a Cagliari. Ad esse non dedica una parola, si ritira ad Esulo, dove fa più fresco, e racconta l'incedere dell'arcivescovo arborense fino a raggiungere questa lontana parrocchia della sua immensa arcidiocesi. E poi discendi a Sedilo, perché è la stagione dell'Ardia. Non una parola su questa corsa sfrenata di cavalli e di cavalieri con i colpi dei fucili, ma tutta la sua attenzione è per la notte di Tregenda che vive accampato in una casa tra materassi di persone non conosciute, e poi arriva a concludere queste Mediterranean Moods a Oristano, dove è ammirato della sapienza di uno degli oreri. Oreri è la voce sarda che indica coloro che sanno solo far trascorrere l'ora. Nella piazza Roma, dominata allora Albergo Leonora, ora Banco Intesa dopo essere stato Banco di Napoli, ma esiste ancora. Lui esce, è luglio, nella assolata piazza del Mercato, dominata dalla torre di San Cristoforo, sempre del giudice Mariano II, e vede un popolo di oristanesi seduto intorno ad una immaginaria arena e chiede loro: qual è il divertimento preferito? Uno solo si degna di rispondergli, non alza lo sguardo, apre le braccia a indicare il perimetro della piazza e il dolce far niente degli oreri. Questo è scritto in italiano nel testo inglese di Crawford Flitch, e questa è la sapienza degli oristanesi che Crawford Flitch registra, ma il capolavoro di Crawford Flitch, che io mi auguro che un giorno possa nelle sue pagine castiche su Tarros e sul Sinis essere inciso magari su lastre di acciaio Corten, perché la luce mediterranea illumini quelle parole nel testo inglese molto più perspicuo della traduzione italiana, pur bellissima, di Francesco Alziatorro.
Bene, troverete qui l'essenza di Tarros, l'essenza di Tarros, anche il particolare di un frammento confuso come un mattone, in realtà è un forno punico decorato sull'orlo dalle dita robuste di un fornacciaio cui si è spezzata un'unghia. Questa è la sua lezione su Tarros, sul cocciame di Tarros, ma è lezione di morte. Ci sarà un elemento che lo scuoterà, perché in questo luogo di morte lui vedrà vivere un fanciullo che grida allo sciabordio delle onde sul suo corpo mentre nuota sul Mar Sardo sotto la torre di San Giovanni di Sinis. Questa è la lezione, credetemi, più alta su Tarros, ma che non sia geloso possesso di coloro che hanno letto Francesco Alziator nel 70 o Lucio Artizzu nella sua edizione Sardegna 1911 con l'integrale traduzione italiana. Questo è un libro fondamentale per capire l'anima di Tarros. È vero, Oristano col Rotary Club ha voluto illustrare questa sapienza di Crawford Flitch con una targa in ceramica che raffigura l'antico Hotel Eleonora, dove lui scende di fronte al popolo di Oristano sotto la sferza del Soleone. Ma sarebbe giusto che Cabras, e sono molteplici gli spunti, e il Sinis e Tarros ricevano questa attenzione. Infatti vediamo che cosa dedica Crawford Flick al Sinis. Prego. Ma quella notte feci un sogno. Vidi una donna che sedeva sul fango rosso della riva del quieto lago. Il fango era duro come una pietra e si rompeva in fenditure per il caldo, ed intorno ad essa l'aria si muoveva in vibrazioni infinitesimali. I suoi piedi erano nudi e la terra che li aveva in parte ricoperti era carica di ogni sorta di colori iridescenti. Le sue dita erano raggrinzite, di tale sottigliezza che gli anelli di bronzo che essa portava tintinnavano ogni volta che muoveva una mano. Lo schiudersi di una palpebra sembrava richiedere un intollerabile sforzo. I suoi occhi erano vuoti come quelli di una pecora morta. Non avevano segni di supplica o di dolore, né qualche specie di desiderio, neppure di stanchezza o di disperazione. Erano del tutto privi di significato. Allora compresi che il suo nome era Sinis. Ma stanotte ha fatto un biso. Io abbiamo in suo sonno una femmina sezia in sul ludo a rubio, in solo del suo lago ghietto, sul ludo tutto stau che perda, e si sperrata, si zaccata possa basca. A giro di essa, s'aria si muoveva in tremiduras picchininnias. I spessuso variante e scurzuso, e sa terra, che sia messo copertuso, fu prena di ogni razza di colori di archegelo. I titus furiante tutto frungiuso, ai civiniuso, che i sanellos de bronzo che portata, sonante in ogni porta che si muovia a mano. Poi scaringiai una paparista pariata, che ci si boffia un traballo ai cimanno, e non ti può aguantai. I occhi furianta isbuidos, come a gustos de sabrevei morta, non portanta sinnus de pregatoria o de dolori, ni che li si sia da razza de disigio, ni manco de vadiori o disispero. Non volianta nai nulla, furianta de per uno conto. Ia comprendio dandoso, che su nomini su furiada
sinis. Sono parole bellissime. Grazie Elia, grazie Peppe. Bene, ci stiamo avviando alla conclusione di questa serata bellissima. Ci rimangono due passaggi importanti che io ho voluto mettere insieme agli attori. Sono dei passi importantissimi. Il primo di Enrico Emanuelli, tratto da Un viaggio sopra la terra del 1953, e non potevamo non chiudere che con una bellissima poesia che il poeta Pepetto Pau ha dedicato alla vecchia città, a Tarros appunto. Ma prima di passare la parola agli attori, volevo commentare in primis quella che è stata l'opera appunto di Emanuelli e provare a immedesimarci in quello che poteva essere l'amore che Pepetto Pau ha manifestato appunto nei confronti di Tarros. Enrico Emanuelli fu un giornalista e scrittore che giunse un giorno di gennaio nella via Mazzini di Oristano, accompagnato da una lettera di presentazione, come allora si usava, di Umberto Segre. In via Mazzini era l'abitazione di Pepetto Pau, allora al numero 29, poi 65, e Umberto Segre era uno dei tanti amici di un sodalizio riunitosi in Trentino, al quale partecipava negli anni 30 del XX secolo anche Pepetto Pau di Oristano. I nomi sono numerosissimi e l'epistolario che mi fu legato dallo stesso Pepetto Pau è: io ho lasciato alla mia città di Oristano nella speranza che il progetto di un museo di Pepetto Pau si realizzi concretamente. Ebbene, in quell'epistolario c'è l'intellighenzia liberal socialista d'Italia della seconda metà degli anni 30, poi dei tragici anni 40, ma non di questo devo parlare. Umberto Segre è una figura molto importante. Egli presentava a Pepetto Pau il giornalista Enrico Emanuelli, ormai dimenticato. Un giornalista a cui il suo collega, anche del Corriere della Sera, dove il nostro Emanuelli scrisse, gli dedicò uno dei suoi asperrimi ricordi sott'odio e scrisse una epigrafe terribilissima nei confronti di Enrico Emanuelli. Enrico Emanuelli voleva anch'egli, dopo l'esperienza di Crawford Flitch, inglese, rinnovare quella esperienza nel Sinise a Tarros, come tutte le altre esperienze che convengono in un volume mondadoriano, Un viaggio sopra la terra del 1953. L'amicizia con Pepetto Pau, da quella lettera
di Segre e da quel primo incontro con Enrico Emanuelli. Fu strettissimo. Enrico Emanuelli aprì le porte di riviste di interesse nazionale come la Tribuna Illustrata a Peppetto Pau, con i suoi racconti che videro per la prima volta la luce in queste riviste, cui un Enrico Emanuelli riusciva ad entrare e a far entrare i suoi amici. Ma vi dovevo dire di Enrico Emanuelli e di Tarros. Io ho potuto leggere in contrasto queste pagine di Un viaggio sopra la Terra legato a numerosi posti del mondo nel Sinis, e dapprima in una capanna di Falasco di San Giovanni di Sinis, poi in una casa in muratura, e nel diario dell'agenda di Peppetto Pau. E così si capiscono alcune cose, anche perché, vedete, quella lettera di Umberto Segre, quell'ingresso di Enrico Emanuelli nella casa di via Mazzini di Peppetto Pau, costituiscono nei loro effetti l'occasione da cui nascerà il primo scavo a Tarros. Perché? Perché Enrico Emanuelli e la moglie, che assorbono i sapori del Sinis, e non parlo solo di gastronomia, pure anche quella c'è, le luci del Sinis, si incamminano oltre il colle di Torre di San Giovanni. Immaginatevi la terra vergine senza le strutture che sarebbero state messe in luce a partire dal giugno 1956, e giunsero all'Istmo. Nell'Istmo, in occasione di un incontro con un altro intellettuale che ho fatto in tempo a conoscere personalmente, cui sono molto legato, Marcello Serra, l'autore di Sardegna, quasi in continente, e l'autore di un libro bellissimo, Mal di Sardegna, edito da Vallecchi nel 1955 a Firenze. Ebbene, Marcello Serra era compagno della moglie di Enrico Emanuelli e dello stesso Emanuelli in questa visione poetica dell'ultima propagine di Tarros, e videro le dune cedere, la sabbia cedevole, scriverà Marcello Serra, che tra l'altro dedicherà a questo, che è un rinvenimento archeologico di Enrico Emanuelli, una lunga lirica nel Popolo dei Nuraghi del 1965. Fu una scoperta archeologica celebrata sull'Unione Sarda in un articolo di Marcello Serra, e cui risponderà Giovanni Lilliu sull'altro quotidiano, il terzo quotidiano della Sardegna, il Quotidiano Sardo di marca cattolica, con un articolo bellissimo, L'ombra di Lord Vernon su Tarros, che è un j'accuse nei confronti di Emanuelli, che compie uno scavo clandestino, trova 2 tombe, trova corredi in vetro e in ceramica, che poi porterà nella sua Torino di allora, perché Emanuelli fa la spola tra Milano e Torino, e ad accoglierlo trovo i carabinieri mandati da Gennaro Pesce per sequestrare questi materiali. Emanuelli fu processato. Io nei miei tanti scorrazzamenti
negli archivi, ho trovato una lettera del soprintendente del Piemonte, un grande archeologo, Carducci, al suo antico collega d'università Gennaro Pesce, chiedendo misericordia per il grande Enrico Emanuelli. E Pesce rispose: penso che meriti pienamente una dura lezione. Lezione fu con la condanna di Enrico Emanuelli. Anche questa è storia dell'archeologia. E questo banale episodio di violazione di tombe di Tarros nel 1949 fece nascere in Gennaro Pesce l'idea di sottrarre finalmente con un grande scavo a Tarros la città antica e soprattutto la sua necropoli alle grinfie dei tombaroli di tutte le epoche. E questo è l'aspetto giudiziario, questo è l'aspetto storico della nascita dell'idea di uno scavo urbano di Tarros, che dal 49 dovette aspettare il 1956, anche se il Ministero dal Ministero Gennaro Pesce ottenne subito in quel 49 un assuntore di custodia. Le troppe persone di oggi, tutte giovani, probabilmente ignorano questa infame istituzione dello Stato che difendeva i beni culturali vessando dei poveri uomini che dovevano stipulare un contratto capestro con lo Stato affinché assumessero essi soli la attività di tutela dei beni archeologici. E Nora ebbe un assuntore di custodia, e Barumini col suo Nurage ebbe un assuntore di custodia, e Tarros ebbe l'antico, che conobbi, Ziubellu, assuntore di custodia, per 4 soldi. Altro che precarietà, e questo è lo Stato italiano. Bene, no, povero Ziubellu. E questo è lo Stato italiano. Ma al di là di questo c'è la poesia. C'è la poesia di Marcello Serra, c'è questa prosa estasiata di Enrico Emanuelli e c'è la poesia di Peppetto Pau. Non sono due cose in contrasto, questi sono i valori della letteratura, i valori della poesia, che sono valori in sé. Che dire? Adesso sentiamo cosa scrive Emanuelli e concludiamo con una lirica di Peppetto Pau, che io credo sia fondamentale per chiudere il cerchio. Abbiamo ascoltato storie, ci siamo infilati nei miti, abbiamo accarezzato le leggende e abbiamo provato a capire e cogliere qualcosa di più di Tarros, che non è la tecnica, non è l'urbanistica, non è l'archeologia forse, ma è la magia, è il manto che avvolge questa città straordinaria, fatta appunto di tanti fantasmi che la aleggiano, di tanti nomi che l'hanno accarezzata, che l'hanno raccontata e che ne hanno fatto proprio letteratura. Letteratura sul serio, così come quella che ascoltiamo ora. Quel giorno lo stagno era abbandonato dai pescatori. Lungo la riva si vedevano le capanne che servono da ricovero e vicino a ogni capanna c'era un fassoni. I sardi non vanno per mare, a loro basta lo stagno. E nello stagno pescano con i fassoni, piccole barche fatte di canne intrecciate e di stoppia sulle quali tutto al più possono prendere posto 2 persone. Superato lo stagno, ci trovammo come naufraghi in mezzo alla grande pianura. L'avevano arata ed era in gran parte di un colore scuro e caldo. Anche il terreno coltivato finì. La pista era adesso sopra la terra arida, in mezzo a cisti d'un verde opaco.
Poi trovammo terra brulla, poi la sabbia. Qualche duna rompeva la linea piatta della spiaggia e dietro le dune c'erano 6 o 7 capanne di legno e di paglia. Eravamo a Tarros. Sadì su Stainu fu distetto abbandonado dei pescatori. Oro si biriante barraccas che riserbianta come a culiatrocio. Accanto di ogni barracca doia un vassoni. I sardos non andano per i sumari. A iso su di si basta da su Stainu e noi viscanta con i sfassoni. Barchitella fatta de cannicedda intricciata, spadole e mamma de sessini. Di anche non li capi in tipruso de dus cristianos. Passau su Stainu si vuriaus agattaus come te uomini si stramancaus, perdius, in mezzo dessa grande ugea. Dianta arada, e sun prusu vuriata colori scuru e callenti. E sa terra arada puru fu dispacciata. Su cammino si chiede in sa terra arida, in mezzo de murdegos a colori birdi scurioso. Io ho sagattau sa terra siccata e appostisi 2 vussarena. Calincuno monticello di arena segata a sa linea ciatta de sa plaia. E a palasa de scuccus de arena, 2 adessi 6 o 7 barraccas de linna e de palla. Furiausu in Tarros. Vecchia città, la tua coltre di sabbia è come il cumulo dei miei pensieri. Tu mi ritorni al sole, dopo il silenzio della tua caduta, dopo i salmi dei monaci sul mare, quando il maestrale ti rodeva tutta. Respiravano solo le tue tombe, accogliendo la sabbia sopra il sonno dei morti, come in un sudario. La sabbia ti ha coperto, ti ha avvolto con l'ala degli smerghi, con la zampa delle lepri, col caldo della tana del coniglio, con la bava del mare, con lo scroscio dei secoli e il silenzio dei tuoi lentischi, con gli asfodelli della morte sopra il tuo cuore di città già morta, col fremito del mirto e la canzone del mare, mare verde, mare glauco, mare di sangue quando il sole scende dietro l'ultima onda di Occidente. Il tuo cuore ha pulsato nella notte, col popolo notturno degli insetti, col tonfo del piccone e del badile, dei predoni del marmo, dei vampiri del tuo oro sommerso, sotto la sabbia dei millenni. Vecchia città, nel tuo sonno di sabbia, ascoltavi i vagiti dei neonati, sull'ara di Tanit e il salmodiare dei monaci, le voci dei pirati, d'attorno alle fontane asciutte ed ai ninfei. Poi venne il giorno del silenzio. Il vescovo fuggì sopra la mula bianca lungo il cobalto degli stagni. Il giudice partì dentro il suo cocchio cigolante nei sassi. E con un nero crepitio delle ali volarono nembi di uccelli palustri. Passò la morte con la lunga stola color di zafferano. E poi venne la sabbia, greve, sopra le tombe, come l'onda dei miei pensieri. Città di Beccia, samanta tua de arena e commente pensamentus mius, appillaus, uno a suva de satteru, tui minitores a su soli, appusti de su mudimini de salutroja tua, appustisi dei salmus, dei sparas insumari, quando su entu estu dottu, t'arroiada, ali d'antaisceti stumbas tuasa, in sinterisi, chi accoglianta sarena a pizzo del suo sonno, dei mortus, come in un usudario. Sarena da damantau, da imboddiau, con sala dei mangorras, con su vede sull'eppuri, con sa basca de sadana del suo conillo, con sa baulata del suo mare, con su sciorrocco dei seculus e su mudimini de sa modizi tua, così scraria de sa morte in pizzo de su coro tu, de città di già immorta, con si striori de sa murta e sa canzoni de su mari birdi, mari biaittu,
mari de sangue canto su soli in cigela da palasa, des'ultima onda di occidenti. Su coro tu, a tocca da un sanotti varisi con su popolo, dei babilottis de sanotti, con s'addobito de su vicco e de sa vaglia dei derrobadorisi de su marmori, dei surbiles de sorudù, affungau a suta de sarena de smillisi e millannosu. Città di Beccia, in su sonno du de sarena scurtasta su schiliu de spipiedros de nascitrosu in saltari de tanit, e s'arresai de sparasa, i vocisi de spiratasa, a ingirio de spontanasi sciuttasa e de ninfeusu, appustisi, pud arribata sa di de su gittiri, su miscamu si voria fuiu a gropas de sa mula avra, oru de su biaitu de sistanisi. Su giuggi pu partiu a intro de su gocciu su, zichirria in sa verda. E con un strepito niedo de isalasa, iantabolau nuisi de billonisi di acqua. Fu passata a sa morte con si stola longa, a colore zaffarano, e appustisi, fu arribata a sarena grai, in pizus de stumbasa, che sunda des pensamentus mius. Questa è la Tarros che abbiamo voluto raccontarvi. Grazie Pepe Servillo. Grazie Elia Careddu. Grazie Momo per questa emozione fortissima. Grazie, complimenti davvero, ci siamo emozionati davvero. Io voglio consegnarvi questo omaggio da parte della Fondazione Monteprama, da parte del Festival dell'Archeologia. Vi faccio davvero i complimenti, tanta cultura, tanta conoscenza messa a disposizione da parte di Raimondo Zucca, le vostre letture splendide. Grazie ancora e grazie a Giorgio naturalmente.